Alto 37 metri, opera straordinaria scelta anche come set dell'ultimo James Bond, è il ponte acquedotto di Gravina, luogo del cuore Fai. Giuseppe Rizzo. Un grande mare di pietra nel cuore della Murgia, su un lato del canyon le case bianche e grigie di Gravina, sull'altro le chiese rupestri. In mezzo il ponte costruito nel 600 per permettere a chi cercava una grazia o un miracolo di raggiungere la chiesa della Madonna della Stella. Questa passerella lunga circa 100 metri non è un semplice passaggio che serve ad unire i due lati del canyon, ma è anche un acquedotto che ancora oggi porta l'acqua all'interno del centro storico. Alto 37 metri, così spettacolare da essere scelto come set dell'ultimo James Bond. Oggi il cinema, ieri un percorso della fede che portava fino a questo complesso monastico benedettino. Risale al 1085, aveva un ruolo chiave per tutto il sud Italia. Era uno dei centri ecclesiastici per favorire l'inserimento della cultura e della liturgia latina al posto di quella greca. Tra queste case, su questo selciato, pagine di storia che ci portano indietro fino a 8000 anni fa. Grazie al FAI abbiamo potuto inserire tra i beni del cuore il ponte acquedotto di Gravina per preservarlo e valorizzarlo. 100 metri di fede, di identità, di bellezza.